Quindi non c'è stato modo di parlare di piano del traffico, che dovrebbe tuttavia slittare, perché i lavori di messa a norma e di realizzazione della nuova segnaletica, sia quella orizzontale sia quella verticale, oggi non sono stati avviati, perché per il secondo giorno consecutivo c'era la nebbia. Noi però abbiamo realizzato un servizio per farvi capire come cambierà la viabilità. Ripeto, c'è incertezza sull'orario e sulla data di apertura del nuovo piano del traffico, si rischia lo slittamento. Intanto vediamo come dovrebbe cambiare. Ricominciamo questo percorso per vedere il nuovo piano del traffico a Portogruaro. Innanzitutto non imitatemi, perché sto percorrendo un tratto di marciapiede sulla bicicletta, quindi ci fermiamo, ecco, mettiamoci in strada. Dunque si torna a circolare in Borgo San Giovanni. Ecco, questo è lo scenario, guardate, questa è la pavimentazione. A destra c'è la chiesa di San Giovanni, l'antica porta è questa, queste non credo siano delle strisce o giù di lì. Ecco qua già si comincia, è un residente, può circolare. Ecco, le uniche vetture che potevano entrare in Borgo San Giovanni erano quelle dei dipendenti di una banca. Ecco, adesso siamo in Corso Martiri, giriamo a destra in via Spalti e no, non si può. Non si può perché cambia la marcia. Questa signora non può circolare più da mercoledì pomeriggio così. Quindi adesso percorriamo nel nuovo senso di marcia Corso Martiri, con l'obiettivo di non essere scoperti, perché comunque vige ancora il senso di marcia opposto. Bellissimo campanile di Portogruaro. Facciamo un attimo di attenzione, la ringrazio, andiamo avanti. Ecco, questo è il senso di marcia del nuovo piano urbano del traffico che varrà da mercoledì pomeriggio. Dopo vi illustrerò altre novità relative sempre al nuovo PUT.